Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo col nubifragio di questa mattina a Castellanza, allagamenti e paura nell'Alto Milanese e in Valle Olona. Clima da apocalisse, ci racconta tutto Elisa Petrocelli, le immagini dell'agenzia Blitz e dei Vigili del Fuoco. Code e disagi a causa del maltempo. Nella prima mattinata di oggi un nubifragio si è abbattuto sulla Valle Olona, in particolare nella zona di Castellanza. Disagi e allagamenti si sono registrati anche in autostrada, dove è stato chiuso lo svincolo autostradale. In via Monsignor Colombo alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati dall'acqua in un sottopasso, tratti poi in salvo dai vigili del fuoco. Il nubifragio ha causato disagi anche a Legnano, dove è stata chiusa via San Michele del Carso, e ha causato problemi anche ai tombini e ai sottopassi in via Melzi e sulla Saronnese. Tra Cerro Maggiore e San Vittorio Lone invece è andato il tilt, il collettore fognario, causando problemi nel capoluogo e nella frazione di Cantalupo. A San Vittorio Lona sono saltati diversi tombini in via Magenta e lo stesso è venuto a Canegrate, dove è stato monitorato anche l'Olona nel quartiere delle Cascinette. Raffica di interventi per i vigili del fuoco chiamati per gestire allagamenti e rimuovere alberi caduti. Secondo le previsioni del meteo, da domani il tempo dovrebbe tornare stabile e garantire un weekend soleggiato. E ora spostiamoci a Varese per un fatto misterioso che sta destando grande curiosità. Una poltrona collocata su un albero in via Dandolo, nel centro cittadino, a ridosso del tribunale. Il servizio di Marco Croci. Come sia arrivata fin lassù e soprattutto chi ce l'abbia portata, al momento non è ancora chiaro. Sta di fatto che la poltrona comparsa questa mattina ai 3 rami di una pianta di Varese sta destando parecchia curiosità. L'insolito avvistamento è stato fatto ai giardinetti di via Dandolo, a pochi passi dal tribunale. Molti passanti si sono fermati per immortalare la scena, che pare a tutti gli effetti una goliardata, con il telefonino. E sembra che qualcuno abbia già allertato gli uffici comunali perché, sorrisi a parte, se quella poltrona dovesse cadere all'improvviso potrebbe anche far male a qualche malcapitato passante. E restiamo a Varese, la funicolare del Sacro Monte è pronta a ripartire. Ascoltiamo il servizio di Barbara Zanetti con le immagini dell'agenzia Blitz. La notizia di quelle che lascia ben sperare per tutto il turismo varesino, ma soprattutto per il rilancio del borgo del Sacromonte. La funicolare infatti riaprirà tra qualche settimana e comunque entro l'estate. Era stata chiusa il 4 dicembre del 2021, dopo 20 anni di onorato servizio, per eseguire dei lavori di manutenzione. Poi le difficoltà per reperire il manovratore. Stavolta pare che ci siamo e a coordinare la gestione saranno i tecnici di ATM, l'agenzia di trasporto pubblico milanese. Sono partiti oggi i saldi estivi, vediamo com'è andata a Busto Arsizio nel servizio di Francesco Inguscio. Partenza in sordina per i saldi a Busto Arsizio, ma i commercianti restano fiduciosi. Il primo giorno non è stato certo dei più fortunati. Gli acquazzoni che si sono abbattuti sulla città in mattinata hanno tenuto lontani i consumatori dal centro. Molti esercenti però sono ottimisti in vista delle prossime settimane. Dopo una primavera sottotono anche a causa del maltempo, sostengono alcuni negozianti di via Milano e via San Gregorio, ci attendiamo un recupero proprio grazie ai saldi. Gli sconti sono mediamente del 20-30%, con punte anche del 50-60% su alcuni prodotti. Qualcun altro però non nutre grosse aspettative. I tempi sono cambiati, sottolinea una commerciante. La concorrenza delle piattaforme online e le promozioni che si susseguono durante tutto l'anno tolgono parecchio appeal al periodo dei saldi. Grande successo a Varese per l'aperitivo solidale organizzato in via Dandolo per aiutare la pizzeria colpita da un incendio. Il servizio di Adriana Morlacchi, le immagini dell'agenzia Blitz. Si sono presentati in 450 per sostenere Jolly Pizza, attività di via Dandolo danneggiata da un incendio il 18 giugno scorso. Il messaggio che si ascolta chiamando Jolly Pizza parla chiaro: riapriremo il prima possibile.
Un forte incoraggiamento in questo senso è arrivato appunto dal successo riscosso dall'aperitivo Forza Jolly Pizza, evento organizzato mercoledì sera dai negozi di Via Dandolo per sostenere l'attività che, come si legge sul volantino, è andata distrutta per mano dolosa. Una grande festa in piazza e anche una gara di solidarietà. Tutti hanno fatto la propria parte. Negozianti, bar, personale che ha lavorato gratuitamente, il duo Steph e Nick ha intrattenuto i presenti con la musica italiana. Il Centro Gulliver di Varese ha presentato i nuovi spazi che verranno destinati ad incontri culturali. Sentiamo le interviste con le immagini di Matteo Canevari. Con questo progetto che abbiamo chiamato Carrozze Hub, appositamente vogliamo creare uno spazio aperto a tutta la cittadinanza, creare una sorta di ponte tra la comunità territoriale e la comunità terapeutica, in modo da invitare i cittadini a conoscere la nostra realtà, che è una splendida realtà. Questo bisogna ribadirlo e sottolinearlo in ogni occasione. Il Centro Gulliver offre alla popolazione, alla comunità varesina un luogo di interscambio, proprio una zona di confine tra l'esterno, la vita normale, e l'interno, la vita della comunità, aperto a tutti i giovani e a tutte le persone che vogliono approfondire la parte culturale e offrire ai nostri ospiti la cultura, perché la cultura, come sappiamo, è la base di tutto quello che è la nostra educazione e il nostro futuro. E chiudiamo con lo sport calcio. Raffaele Scudieri è il nuovo allenatore del Legnano, cinquantenne romano con una lunga esperienza in Serie D. Scudieri è stato scelto dal presidente Emiliano Montanari per guidare la squadra in Serie D, che a questo punto verrà quantomeno iscritta nonostante le voci fosche di queste settimane. Scudieri sarà affiancato dal suo vice storico Alessandro Di Terlizzi, mentre il direttore sportivo sarà Alessandro Ferroni. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19.